Sarà una giornata del rifugiato nuova e diversa, quella che si appresta a celebrare l'Associazione Acquarinto di Agrigento, che anche quest'anno, seppur nell'ambito delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, celebrerà, coinvolgendo attraverso la nostra emittente le realtà che offrono asilo ai rifugiati di tutta Italia dalla stessa associazione gestiti. La festa del rifugiato 2020 si svolgerà infatti attraverso gli innovativi strumenti digitali messi a disposizione dagli studi di TVA, che permetteranno di raggiungere e acquisire testimonianze in diretta con personaggi e luoghi che sono attivi nelle attività di integrazione e accoglienza dei richiedenti asilo. Sarà Donato Notonica, presidente di Acquarinto, ad aprire la trasmissione, a cui seguirà l'intervento di Roy Paci da Catania, del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, di Natalia Tata da Alpignano in provincia di Torino, di Gianluca Avanzato che interverrà in diretta ancora da Carovigno, Massimo Morelli da Nicotera, Lorenzo Rocca dall'Università di Perugia e Luca Lucchesi da Berlino. Ci saranno anche contributi video e collegamenti con lo SPRAR. Sarà un modo per mettere a confronto le varie esperienze in tema di immigrazione, comprendere gli strumenti che l'Associazione Acquarinto utilizza, le attività mirate alla integrazione di quanti sono portatori di multiculturalità, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà incontrate durante un percorso non facile, che si adopera però per dotare la società di nuovi spunti di riflessione su un argomento di forte impatto sociale, dimostrando che la multiculturalità, se gestita in questo modo, è appunto una ricchezza che può essere una leva di crescita per tutti. Giornata del rifugiato 2020 con appuntamento dunque sabato su TVA.